Attimi di disperazione e rabbia per familiari e amici di Michael Boschetto, 32 anni, morto accoltellato al fianco nel cortile della sua abitazione in via Gomiro, Villafranca Padovana. Una tragedia esplosa all'alba. Sono passate da poco le 6 quando al 112 arriva una richiesta di soccorso per un accoltellamento. In via Gomiro e Trambusto i cani iniziano ad abbaiare, molti si svegliano. Si affaccia alla finestra di casa anche un ispettore della Digos che vive qui, che riconosce il presunto omicida Giacomo Friso, 34 anni, un giovane che gli abita di fronte, lo vede scappare. Immediato scatta l'allarme. Il poliziotto insegue il giovane, non lo molla, in costante contatto con il 112 fino a quando non lo vede seminascosto in una siepe e lo blocca. Sul posto nel frattempo sono arrivati i soccorsi, ma per Michael Boschetto non c'è nulla da fare. Tra i primi ad accorrere la fidanzata del 32enne che finito il lavoro lo stava raggiungendo, preoccupata perché Michael non le rispondeva al telefono. Immediate scattano le indagini per capire cosa sia accaduto. La strada viene bloccata da carabinieri, polizia e polizia locale. Per ore proseguono i rilievi. Il corpo di Michael Boschetto lascia via Gomiero poco dopo mezzogiorno. Tante le domande senza un perché. Un dramma nel dramma forse all'origine di questo terribile omicidio che ha sconvolto il sabato di ponte a Villafranca Padovana. Il presunto assassino che è stato arrestato era stato visto più volte in questi giorni in paese in stato di visibile alterazione e più volte pare siano stati chiamati anche i carabinieri. Era già 3 giorni che era abbastanza, che andava in giro col coltello in mano, roba del genere. Però era già 3 giorni che non era, che era un po' impazzito. Lo chiamavano Furia. Furia lo chiamavamo. Giacomo Friso, il presunto assassino, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'omicidio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe arrivato al termine di una violenta lite tra i due nel cortile della casa di Michael Boschetto, dove sono stati ritrovati e sequestrati 2 coltelli da cucina. A Villafranca Padovana la famiglia e gli amici piangono Michael, 2 lavori, una fidanzata. Michael Boschetto ce la stava mettendo davvero tutta. Sempre un bravo ragazzo, sì, si comporta bene, va bene,